questo è un luogo vinciano, sì, perché queste sono le porte vinciane. Questa sarebbe la Conca dell'Incoronata e verrebbe il nome appunto dalla parrocchia che c'è qua. Queste chiusure, queste paratie sono state progettate da Leonardo da Vinci. Addirittura alla Biblioteca Ambrosiana c'è proprio un disegno che racconta queste chiuse. Il progetto leonardesco è datato 1496. In quel periodo i canali che attraversavano Milano erano importanti vie di comunicazione e di scambio. Il sistema di paratie quindi permetteva il passaggio di barche da un'altezza a un'altra e sono rimasti questi portoni in legno, chiamiamoli così, che sono addirittura conservati da allora. Molti ferri, molta parte in ferro è ancora quella. Ma al di là del restauro e del recupero materiale, oggi le porte vinciane hanno un valore particolare per Milano. Questo potrebbe essere un punto di spazzature, e lo è stato, ma è invece un simbolo di Milano, un simbolo molto importante che è stato riattivato fra l'altro proprio in occasione dell'Expo per fare capire quanto Milano deve al suo passaggio di acque e per fare capire quanto ancora sui navigli si potrebbe commerciare, spostare merci, e anche fare, come dire, passarci un weekend. Insomma, il Naviglio è un po' rappresentato da questo tipo di lavoro che, guarda caso, ha la firma Leonardo da Vinci. Ecco, però per raccontarlo ho dovuto entrare nella parte chiusa del naviglio. Regola.